Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. I carabinieri di Messina hanno denunciato un 28enne nigeriano per ricettazione, utilizzo di carte di credito e falsificazione di strumenti di pagamento. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, trovando una grande quantità di oggetti, tra cui borse, orologi, computer e cellulari, dal valore complessivo di circa 40.000 euro, proveniente da acquisti che l'uomo effettuava sulle varie piattaforme online mediante l'utilizzo di carte di credito contraffatte. Non ce l'ha fatta Manuela Cabo, 26enne, deceduto all'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in gravissime condizioni dopo un incidente stradale verificatosi sul ponte di Xitta a Trapani. La vittima, dopo essere stato soccorso al Sant'Antonio Abate, è stato trasferito al civico, dove dopo 4 giorni il suo cuore ha smesso di battere. Più mi dicono che il ponte sullo stretto non si può fare, più mi danno la voglia e la forza per farlo. Lo dice il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videoconferenza nel webinar dell'Università degli Studi di Messina sul tema del ponte. Il ministro conta di tornare presto a Messina e a Reggio Calabria, portando progetti, novità, finanziamenti e lavoro. Continuano le giornate piovose in Sicilia. Per domani, giovedì 17 novembre 2022, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla che vede coinvolte le province occidentali di Trapani e Agrigento. Nessuna variazione di rilievo per quanto riguarda le temperature, con Catania, che risulterà essere la provincia più mite, con massime di 24 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.